Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. In Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, si gioca questa sera il recupero della sesta giornata per quanto riguarda l'hockey su pista Serie A1, campionato 2022-2023. Si affrontano qua al Pala Hockey di Forte dei Marmi, il Centro Porsche Firenze, Versilia Hockey Forte dei Marmi contro l'Hockey Valdagno. Prima di entrare in diretta, di sentire le parole degli allenatori, due numeri giusto per gli amanti della statistica. Valdagno al momento è quinto in classifica con 10 punti, con un buon pacchetto di gol segnati, sono 21 ma altrettanti subiti, 20 gol. Il bomber è Giuliano Giuliani, giovanissimo argentino in forza per il secondo anno al Valdagno. Valdagno che ha affrontato nell'ultima gara in casa il Giovinazzo, dove ha vinto per 8-6. Il Forte dei Marmi al momento è settimo in classifica con 9 punti, 24 gol fatti, 7 subiti. Bomber di riferimento è Ambrosio con 10 reti, e anche il Forte dei Marmi l'ultima gara di campionato ha affrontato il Giovinazzo vincendo 11-5. La differenza fra le due squadre: il Valdagno ha giocato 5 gare, il Forte dei Marmi solo 3, dunque tutto ancora da vedere.
Vediamo Giulio, prima di entrare, quella che è la formazione ospite che giunge qua a Forte dei Marmi, poi sentiremo anche le parole del mister Chiarello. Formazione della Y Sport Valdagno che vede con il numero 1 Giovanni Bovo, portiere subentrato a Sgaria, che praticamente si sono scambiati il posto. Sgaria è andato in quel di Trissimo e Bovo è venuto a difendere come primo portiere della formazione del Valdagno. Con il numero 2 Davide Motaran, indimenticato campione rossoblù, con il 4 Marco Tomba, con il 6 Niccolò Crocco, con il 7 Leonardo Di Qui Giovanni, con il 55 Giuliano Giuliani, con il 59 Alex Borregan, con il 66 Oscar Vega, con l'84 Emanuele Garzia e portiere a sostegno con il numero 10 Giulio Cecchetto. L'allenatore, come abbiamo detto, è Luca Chiarello e sentiamo le prime parole proprio dell'allenatore per quanto riguarda la presentazione di questa gara. Dobbiamo crescere ancora tanto, però ci proviamo. Un'ultima domanda, questa a carattere generale. Bene, con mister Chiarello, prima di una gara importante, possiamo dire che è un esame di maturità per la tua squadra che insomma mi sembra che stia viaggiando molto bene. Sì, noi in questo momento qua stiamo facendo bene, però non dobbiamo dimenticarci che stasera giochiamo contro un Forte dei Marmi che ha obiettivi ben diversi dai nostri, quindi noi siamo qua, come detto te, per vedere a che punto siamo, però conosciamo anche la forza di questo Forte e quindi ci siamo preparati sicuramente, però la grande difficoltà che abbiamo. Ho visto in un paio di partite hai una squadra con un mix praticamente perfetto, no? Cioè grande esperienza e grande spensieratezza, perché insomma i ragazzi giovani si sa che osano anche cose che poi non si osano più. Noi quest'anno abbiamo una squadra molto giovane che sono ragazzi da 18, 19, 20, 21 anni e poi solo che Tiroli adesso ha avuto l'infortunio, comunque una squadra con un buon mix, sicuramente dobbiamo crescere ancora tanto, però ci proviamo. Un'ultima domanda, questa a carattere generale, partendo in questo campionato, qual è l'obiettivo che ti sei prefissato al di là di far crescere sti ragazzetti? Insomma? L'obiettivo, io ho detto ai ragazzi giochiamoci ogni partita come fosse una finale, non guardiamo chi abbiamo incontro, non guardiamo la classifica, non guardiamo niente, noi ci giochiamo ogni partita come fosse una finale e poi alla fine dell'andata tiriamo le prime somme sperando di essere dentro ai primi 8. Bene Luca, io ti ringrazio, ci sentiamo poi. Grazie a voi, grazie a voi. Bene, abbiamo sentito dalla voce di Chiarello quelle che sono le aspettative, sa di scontrarsi con la squadra a suo avviso una delle favorite. Abbiamo sentito dire che insomma la sua squadra è un mix giusto fra gioventù e esperienza e soprattutto che ogni gara è una finale e vedremo quello che succederà. Giulio, intanto vediamo ormai prima di entrare le formazioni del Forte dei Marmi, che il centro Porsche Firenze, Versilia Hockey Forte dei Marmi si affronta il Valdagno con il numero 22 Riccardo Gnata per quanto riguarda portiere e capitano, con il 5 il bomber Federico Ambrosio, con il 9 Pedro Gil, con il 26 Elia Cinquini, il 55 per Joan Galbas, il 57 per Francesco Rossi, il 77 Francesco Compagno, l'87 Francisco Cisco Ipinazar, il 99 è Rick Torner, il 35 portiere a sostegno è Mattia Taiti, l'allenatore Alessandro Bertolucci, di cui sentiamo adesso le parole in questa pre-gara, parole importanti. Bene, con Alessandro Bertolucci alla vigilia di una partita importantissima contro una formazione che insomma si è dimostrata in palla in questo primo periodo.
Sì, è una squadra giovane, tolto un paio di elementi di esperienza, ma è una squadra giovane, viva, sta facendo benino, hanno un paio di giocatori che vedono la porta in modo, insomma, con frequenza e giocano bene. E noi veniamo da 3 giorni duri, però stasera bisogna fare bottino pieno per continuare, insomma, attaccarci a tutte quelle squadre che sono avanti, che hanno un po' di partite in più di noi. Inizia infatti un periodo che, veniamo da un periodo duro, ma non è che ci aspetta, no? Perché adesso sabato, mercoledì, sabato, insomma, perciò c'è anche da salvaguardare il fisico di questi ragazzi. Sì, c'è un periodo duro, ma lo sapevamo, abbiamo lavorato anche in queste settimane qui, anche in base a questo periodo qua, che non abbiamo neanche più il tempo per poterci allenare bene. E sono partite tutte difficili, quindi bisogna alzare il livello della concentrazione. Alessandro, alla prossima. Difficile che ci aspetta e di quello che abbiamo passato, perché oggettivamente il Forte Armi viene da, insomma, una 3 giorni decisamente difficile. Giulio, prima che l'arbitro fischi, 2 parole sulla partita. È una partita che l'arbitro fischia ora, una partita difficile. Il Valdagno, come abbiamo intanto subito di Motaran, come giustamente è stato rilevato, si fa leva sull'esperienza proprio di Davide Motaran, che non ha bisogno di presentazione, di Manuel Garzia, anche lui molto conosciuto perché aveva giocato nel Viareggio l'anno dopo lo scudetto, abbinati però a un gruppo di giovani decisamente validi, primo fra tutti il portiere Bovo, che è una bella scommessa. A me piace molto quando le squadre, invece di andare a prendere un portiere straniero, puntano su un giovane, come era successo lo scorso anno con il Monza e quest'anno con Bovo, che dopo aver fatto la seconda Zampoli a Trissino prova e sembra con buoni risultati fino a questo momento a partire da titolare. Per il resto ci sono giocatori molto importanti come Giuliano Giuliani, campione del mondo Under 20, Vega, che ha fatto molto bene nonostante la retrocessione in un'altra formazione veneta come il Montecchio. Borregani invece anche lui viene dall'altra formazione veneta, il Montebello. Quindi una squadra sicuramente interessante, con ampi margini di miglioramento, che fra l'altro dopo le prime 2 giornate ha anellato 3 vittorie consecutive. Intanto che i ragazzi li vediamo in diretta giocano, ricordo anche quelli che sono gli arbitri di questo incontro. Sono il signor Massimiliano Carmazzi e Massimo Nucifero di Viareggio, coadiuvati al banco dei comitisti da Luca Lossi. Forte dei Marmi che cerca la percussione, Forte dei Marmi in pista con Riccardo Gnate, Pina Zargalbas, Compagno e Ambrosio. Risponde Bovo fra i pali, Motaran, Di Qui Giovanni, Giuliani e Alex Borregan. Intanto la formazione del Valdagno che può manovrare con l'ex, ma Ambrosio soffia a sfera, finta il tiro, l'appoggio, poi è facile preda però della difesa biancazzurra che torna in avanti. La conclusione, l'anticipo di Ambrosio che se ne va. Ambrosio che poi fa partire un missile che però è intercettato dal portiere Bovo. Adesso c'è il fallo del signor Carmazzi, fischiata ai danni del Forte dei Marmi, primo fallo di squadra. Dice, facendo il signor Carmazzi, che c'è da rettificare la posizione. Se ne sono andate intanto 2 minuti del corso del primo tempo, risultato 0-0, primo fallo a carico dei rossoblù. Rettifica ancora, siamo praticamente appena oltre la linea dell'antigioco, il centropista. Motaran sulla sfera per Giuliani che cerca un compagno, poi lo trova in Di Qui Giovanni, ancora Borregan che parte da lontano, fascia destra, cerca il dribbling, su di lui va Compagno, adesso Motaran per Borregan ancora, Giuliani, l'accelerazione va a disturbarlo Compagno, poi lotta Compagno alla sponda, l'arbitro assegna il fallo. È il secondo fallo a carico del Forte dei Marmi. Dunque Valdagno che può riprendere l'azione.
Boregan, vicino a lui Giuliani, riceve Giuliani per Boregan, la sfera poi è riconquistata dal compagno che se ne va e impegna ancora il portiere Bovo con un tiro alla media distanza. Ipinazar per compagno, dall'altra parte Galbas, fin dietro porta, stringe su di lui la difesa, ancora Galbas, l'appoggio è per compagno, dietro porta ad Ambrosio, aspetta il piazzamento, fraseggio fra i due, poi Galbas, il missile, il tentativo di ribattuta non c'è, ma è ancora il Forte Nami che può soffrire dei 45 secondi con compagno in possesso di sfera. Compagno lo scarica all'indietro per Galbas, ancora si allarga Galbas in fascia destra, dietro porta per Ambrosio, controllata Ambrosio, la pallina all'indietro per Ipinazar, dall'altra parte Ambrosio ancora Ambrosio, su di lui è Boregan, ma la sfera è per compagno, il tiro di compagno che cerca di indirizzarlo sul 7 lontano, poi con l'aiuto della sponda ancora compagno. Siamo dunque, riconquista i secondi, ancora il Forte Nami che torna in avanti e dentro, morde lo squalo ed è Ambrosio che la sblocca dopo 3 primi e 53. Rivediamo il passaggio. Ambrosio la butta dentro, 3,53, dunque 1-0 Forte dei Marmi. Giulio. Gol importante, c'era già stato un inizio molto veloce, però anche il Valdagno non era stato a guardare, rete pesante di Ambrosio su uno spunto di Ipinazar che in primo tempo era stato ribattuto e poi Ambrosio lì ha appostato, non ha sbagliato. A proposito della formazione del Valdagno, c'è in panchina con il numero 4 Marco Tomba, che è il figlio di Domenico Tomba, che è una delle voci storiche dell'hockey radiofonico prima ancora che televisivo. In bocca al lupo al giovane Marco per una carriera luminosa nell'ambito hockeyistico. Un saluto a Domenico, il padre, con cui a distanza ci siamo sentiti, ma più che altro indirettamente da decenni, ci sentiamo ormai da decenni. Sì, proprio ieri mi ha messaggiato veramente lui per ricordarmi la cosa. Oltretutto il buon Marco Tomba, insomma, è una delle colonne della giovanile A2 nazionale, insomma è un ragazzo con un futuro importante, perciò insomma speriamo poi di vederlo in pista in base a quello che sarà, insomma, le decisioni di mister Chiarello. Insomma, diciamo che è uno di quei ragazzi che chiamare prospetti forse è un po' riduttivo, anche se ancora non siamo al pieno della propria forza. Intanto Galbas la recupera, ovviamente mi unisco ai saluti all'amico Tomba della pallina vulcanizzata, tutti lo conosciamo, insomma, per questa sua ormai marchio di fabbrica. Ma torniamo a vedere quello che succede a Forte dei Marmi con Giuliano Giuliani che se ne va in fascia destra, poi c'è Galbas che va a disturbarlo, resiste Giuliani, poi subentra Compagno, spazza la sfera nell'angolo, Ipinazar la riporta in avanti per i suoi. Cisco Ipinazar ha un varco, l'appoggio è per Compagno, rimbalzo maligno, ma la sfera è ancora per Galbas. All'indietro Compagno adesso, percussione, Ambrosio deve liberarsi della morsa di Motaran, i due in pista nell'ultimo scudetto rosso-blu insieme. La sfera intanto va lontana, ma la recupera ancora Galbas per i suoi. Per Galbas dopo il tocco di Compagno, dall'altra parte Ipinazar fa partire un tiro per la deviazione di Ambrosio che fa la barba al primo palo. Niente di fatto, 1-0 il risultato, 5 minuti se ne sono volati via ed il Valdagno torna in avanti con Giuliano Giuliani, poi finisce a terra in area di rigore, si lamenta con l'arbitro che però fa correre. Ancora un tentativo di triangolazione fra Galbas e Ambrosio, si intromette questa volta molto bene Boregan e dunque può tornare in avanti capitano Motaran per i suoi. Motaran che, come si allarga un centimetro, viene subito francobollato, perché per nostra fortuna conosciamo bene la bordata di Motaran.
ancora Motaran per la sfera, però è riconquistata dal Forte dei Marmi. Primo cambio, Ambrosio cede posto per Chicco Rossi, Compagno se ne va fra due avversari, poi il raddoppio di Emanuele Garzia che ci mette l'esperienza. Motaran adesso che avanza, la mattonella giusta, fuori di un non nulla. Borregan prova ancora, ma poi la sfera schizza via. Compagno, ma è solo fra tre maglie biancazzurre, riesce a servire Chicco Rossi. Vedremo molti cambi questa sera perché il Forte d'Armi viene da una 3 giorni di coppa importantissima, dove ha superato il turno e è andato a qualificarsi per i gironi. Ancora Compagno per Chicco Rossi, Rossi per i Pignazar dietro porta, il controllo su Duri da parte di Manuel Garzia per Chicco, che poi viene messo giù e c'è il primo fallo a carico del Valdagno quando mancano 17,50. Il Forte dei Marmi a quota 3 in questa speciale classifica. Ambrosio ha sbloccato al quarto minuto, 1-0 per la formazione del Centro Porsche. Tutto pronto, siamo praticamente un metro fuori dall'area di rigore, c'è anche la possibilità della battuta, chiede distanza. Tanto a centro area la battaglia fra Rossi e Motaran per la posizione. Molto laboriosa questa posizione. Sì, la posizione ovviamente consente 1000 soluzioni e questa è forse quella che ha fruttato meno. C'è Giuliano Giuliani che cerca il contropiede e ci riesce, ma poi sul finire Galbas a intercettare Compagno, il tiro di Compagno finisce a centro area, ci prova ancora Chicco Rossi a servirlo. Borregan è nel posto giusto al momento giusto e siamo già dall'altra parte con Giuliano Giuliani, che forse è il giocatore più intraprendente in questa prima parte, Giulio. Sì, no, ma è un ottimo elemento lui. Già lo scorso anno si era visto, pur non avendo disputato una grande stagione il Valdagno, quest'anno potrebbe essere veramente, intanto conclusione ravvicinata di Garzia, parata ragnata, potrebbe essere veramente l'anno della sua consacrazione, perché è qualcosa di più di una promessa. Lui è stato, finisce a terra, non c'è però fallo sul Compagno, dicevo è più che una promessa dell'hockey argentino. Adesso c'è un altro fallo, abbastanza convulse le fasi di gioco. Intanto abbiamo visto Compagno che ha fatto un gran gioco per entrare nell'area di rigore superando praticamente due avversari, ma poi al momento della conclusione è scivolato tutto da solo. C'è adesso il fallo di Garzia su Chicco Rossi che lo spintona alla balaustra, segno d'intesa tra i due, fuori Compagno, dentro Gil. 16,44, 3 falli per parte, paga ancora il gol di Ambrosio al 3,53. Chicco Rossi sulla sfera, vicino a lui Galbas, arretrati Pignazar e Pedro Gil. La sfera è per i Pignazar, il primo contatto con la pallina di questa gara per Gil, che poi la mette al centro, non la prende nessuno, se la va a riprendere lui nell'angolo opposto. La serve ai Pignazar per Galbas, per Gil per i Pignazar ancora, poi per Chicco Rossi, per Gil, tentativo di Gil, la sfera si alza, la punizione in favore del Valdagno. 16-16 alla fine, 1-0 il risultato, 3 falli per parte e torna in avanti Borregan per i suoi. Poi fermato da Galbas dopo il tocco di Pignazar. Galbas al centro per Rossi, che poi sbuccia la pallina, ma insomma diventa un'azione pericolosa. Attenzione, siamo già dall'altra parte con Giuliano Giuliani che la piazza, e questa volta sulla ribattuta arriva bene Emanuele Garzia, ma risponde altrettanto bene Riccardo Gnata. Forse l'occasione più ghiotta per il Valdagno. Chicco Rossi in possesso di sfera, manovra pallina, la serve a il tentativo di Galbas che si impenna sulla stecca di Borregan, lottano i due, alla meglio però il Valdagno. Emanuele Garzia dall'altra parte, poi sfera intercettata in una qualche maniera da riconquista Galbas per Gil,
il missile di Gil, la deviazione, sfera altissima, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Emanuel Garzia in possesso di pallina, cerca e trova Giuliano Giuliani, che ovviamente viene cercato molto spesso, ci prova adesso Chicco Rossi, ma è un tiro forzato, rimane lì e Galbas la mette fuori di un soffio. Ancora però per Rossi la sfera, si ferma, attaccato duro, mantiene il possesso di sfera, spintonato alla balaustra, salgono a 4 i falli del Valdagno. Intanto primi cambi per il Valdagno, entra in pista Cinquini che dà il primo cambio di Pignazar, mentre dall'altra parte dovrebbe essere il numero 6 Crocco in pista. La sfera è ancora per il rosso-blu con Cinquini, missile di Cinquini, la deviazione di Motaran che fa buona guardia per Chicco Rossi per Galbas nello stretto, Gil, Cinquini ancora per Galbas, dietro la porta, stringe in area, poi spazza l'area Bovo in una qualche maniera. Gil mantiene il possesso di sfera sull'ex compagno, hanno giocato insieme in quel di Oporto se non ricordo male, Garzia, hanno vinto in quel del Porto Garzia e Gil che adesso ci prova ma è fuori dallo specchio della porta. La sfera è riconquistata da Giuliano Giuliani per il Valdagno, che torna in avanti, giocatore onnipresente, poi scivola Cinquini, cade anche Giuliani, si lamenta la panchina ma l'arbitro decide che si può proseguire. E adesso la conclusione di Gil impegna Bovo, ma niente di fatto, ancora fermo il risultato sull'1-0 per il rosso-blu. L'attacco di Giuliano Giuliani ha frutto, riesce a riconquistare sfera, la mette al centro ed è insomma sfera persa malamente all'altezza della tre quarti sul pressing di Giuliani. Dunque Forte dei Marmi che rischia, Gil per Cinquini che la fa correre ma è lontanissimo il compagno, ancora Gil, l'appoggio per Cinquini per Gil, Motaran su di lui, sfera in profondità ma è Emanuel Garzia che con mestiere se la va a riconquistare, la serve a Motaran, Gil su di lui, Motaran la controlla, la serve a Giuliani poi ha la difficoltà di dover superare Galbas, gli porta via sfera, rilancia l'azione, il tiro smorzato da parte di Chicco Rossi che adesso deve uscire dall'angolo, 2 su di lui, alla meglio Giuliano Giuliani dopo il tocco di Garzia. Attenzione, sfera al centro, occasione ghiottissima per Motaran che non trova l'impatto. C'è il time out chiesto da Chiarello, il secondo della partita. Forte dei Marmi, Giulio, che ci prova ripetutamente, ma poi quando viene avanti il Valdagno e fa paura. È un po' una delle caratteristiche di molte squadre di questa Serie A1, cioè che chiaramente quando si trovano di fronte a una formazione del livello del Forte dei Marmi giocano sulla difensiva perché il possesso di palla prevalentemente è dei rossoblù, però quando partono sono pericolosi. L'abbiamo già visto anche qui, no? Con il Giovinazzo stesso, cioè ci sono uomini che sanno mettere in difficoltà la difesa rossoblù. Qui poi specialmente Motaran e Garzia in quanto a esperienza non hanno certo nulla da invidiare. Vedremo, chiaramente il Forte dei Marmi continua a mantenere alto il ritmo anche perché la panchina più lunga ce l'hanno i rossoblù, quindi evidentemente bisognerà vedere poi alla distanza come andranno le cose. Nei primi minuti c'era in pista anche Leonardo Riqui Giovanni, che è un giocatore che Bertolucci conosce bene perché è di scuola trissinese, poi lo scorso anno era a Sandrigo, ma è anche lui un elemento molto promettente. Bene, intanto si riprende a giocare, la sfera intanto è entrato in pista Torner, dunque Forte dei Marmi con Cinquini, Torner, Gil, Ambrosio, Motaran, Boregan, Garzia e il numero 6 Crocco. La sfera è per Torner, si allarga Torner, aspetta il piazzamento, serve Gil
che gli ritorna sfera, il pressing, ma è Ambrosio, da questi a Torner, percussione di Torner che si allarga, poi la sfera gli sfugge per un attimo, la riconquista, la rigira dietro per Cinquini, si allarga Cinquini, fa partire un tiro che però è murato dall'avversario. Gil si avventa sulla sfera, la riprende, ancora Pedro Gil, una manciata di secondi alla fine dell'azione. Gil per Cinquini, missile di Cinquini, una deviazione, sfera che finisce sul retro della porta, dunque si riprende con l'ingaggio quando il Forte dei Marmi ha 5 secondi per andare, no, viene annullato giustamente, 45 secondi tornano in questo momento. Ambrosio in possesso di pallina, cerca di farsi vedere Cinquini, la sfera è per Gil che ci prova di prima attenzione, rimane lì, Ambrosio non riesce a controllare ma mantiene il possesso di sfera per il rosso-blu. Gil ancora, poi è bravo Crocco su di lui a manovrare sfera, adesso deve uscire dalla zona buia, lo fa dando sfera lontanissima per Emanuel Garzia. Torner va a commettere fallo su Emanuel Garzia, il quarto per i rossoblù, 4 per i veneti, 1-0 risultato, paga Ambrosio al 3:53 del primo tempo, gol sotto misura. Attenzione adesso all'incursione portata dal Valdagno, Ambrosio se la lotta con Borregan, poi arriva anche Gil, la sfera rimane lì, la riconquista a Torner, missile di Torner e Bovo guadagna ben più della pagnotta, spedendo la sfera che era indirizzata nell'angolo lontano, oltre l'altezza regolamentare, fuori dal rettangolo di gioco, dunque la punizione è in favore del Forte dei Marmi. Vediamo che Giovanni Bovo, portiere della formazione del Valdagno, chiede di sistemare un cosciale, si riprenderà con la punizione al vertice basso alla sua destra. Torner sulla sfera, vicino a lui c'è Ambrosio, intanto parlottano Gil e Cinquini, sfera all'indietro per Cinquini, da questi a Gil che finta il tiro, lo lascia lì per Cinquini che deve lottarla alla sponda, alla meglio il Valdagno che torna in avanti, poi Cinquini su Crocco per Emanuel Garzia, Borregan finisce a terra Crocco, ma Borregan mantiene il possesso della sfera. Adesso in una qualche maniera la pallina è riconquistata dal Forte Marmi con Gil per Torner, per Ambrosio che poi finisce a terra, l'arbitro dice che non c'è fallo e dunque il Valdagno può tornare in avanti. Emanuel Garzia per Motaran, la conclusione accompagnata di Motaran, intercettata però da un rosso-blu, occasionissima per il Forte dei Marmi. Poi c'è il fallo di 5 secondi, dunque Giulio ancora un'ottima occasione che non siamo riusciti a sfruttare. Sì, questa qui è stata, fra l'altro è stato bravo Gil perché ha quasi rubato palla proprio per portarla avanti e poi aprire l'azione, e il servizio per Ambrosio che forse è scivolato, forse è stato un po' spinto, non era però molto netto secondo me, anche se c'era un inizio di fallo, e quindi sfumata l'offensiva, però il Valdagno si è subito riportato avanti, quindi è una squadra, ripeto, come abbiamo già detto, che non può essere assolutamente sottovalutata, anche perché viene messa sotto a livello di gioco per periodi abbastanza lunghi, però appena parte ha subito la lucidità per andare a far male avanti. Intanto Cinquini, Ambrosio difende sfera, la dà all'indietro per Torner finta il tiro, palla per Cinquini, da questi a Gil, la domestica Gil, parte sulla fascia destra, lo scarica per Torner, ancora per Gil dietro porta, Motaran a controllarlo, sfera al centro dove era arrivato Torner, ma fra due avversari niente di fatto. Cinquini deve reimpostare l'azione d'attacco, cerca il tiro che arriva vicino alla conclusione, adesso Torner, il filtrante per Ambrosio, il contatto del portiere gli toglie l'attimo, attenzione che è Motaran che porta avanti l'azione, Crocco, sfera però sbagliata, Torner per Gil, fa tutto bene Gil, poi Bovo gli dice di no. Era un bombardamento
Sì, in effetti il Forte ci sta provando in maniera ripetuta, ma ancora un po' di imprecisione, un po' di bravura del portiere. Intanto la sfera è per Torner che la porta via molto bene, per Gil che la cambia per Cinquini prova il tiro, rimbalzo dietro porta. Emanuel Garzia può rimpostare l'azione d'attacco per il Valdagno. Emanuel Garzia, sfera al centro, non ci arriva però il numero 55, è rientrato Giuliano Giuliani. Dunque la sfera è ancora per il rossoblu con Cinquini per Torner che ci prova di prima intenzione, ma il coordinato, la sfera finisce alta e c'è il primo time out chiesto da Alessandro Bertolucci, con Ambrosio che fa spazio per Chicco Rossi e Cinquini fa spazio per Galbas. Giulio, il Forte dei Marmi ci prova ripetutamente, però trova un po' la difesa, un po' di imprecisione, un po' il portiere Vovo che ci ha messo del suo. Sì. Diciamo, queste di sono, fatto 1-0. Sono le tre cause per cui il Forte dei Marmi sta ancora conducendo per una rete a 0 e deve stare comunque attento, perché abbiamo visto che il Valdagno è una squadra pericolosa. Un po' il tema tattico è questo, che poi non è nemmeno il tema tattico solo di questa partita, perché già praticamente in tutte le altre circostanze di campionato abbiamo visto il Forte dei Marmi fare la partita anche con un pressing molto costante e creare una quantità di occasioni da rete che solo in minima parte viene sfruttata, altrimenti saremmo a parlare di partite tutte in doppia cifra per il rossoblu. Mentre il Valdagno comunque intanto è entrato Vega, al giocatore argentino. Il Valdagno quando riesce praticamente a fare filtro a metà pista costringe subito a rallentare il Forte dei Marmi, molte volte riesce a farlo e quindi chiaramente l'azione rossoblu poi finisce per essere più prevedibile, diciamo così. Intanto 7:38 alla fine, Borregan, Vega, Giuliano Giuliani e Di Qui Giovanni, perciò insomma formazione che vuole il gol è quella del Valdagno. Dall'altra parte Chicco Rossi, al netto di Vovo chiaramente, Chicco Rossi, Compagno, Galbas e Torner. Vediamo quelle che saranno le direttive dell'allenatore Chiarello che ha dato in questo time out. Intanto la sfera riconquistata da Rossi, rilanciata per Compagno, attaccato Compagno da Vega, sfera per Torner, ancora Galbas in possesso di pallina, si fa vedere Chicco Rossi dietro porta per Compagno la domestica, poi la serve all'indietro, altezza della tre quarti, Torner sgroppata, sfera al centro, si gira molto bene Chicco Rossi ma non arriva alla conclusione, poi Rossi finisce a terra nel rigore, l'arbitro dice che si può proseguire. Compagno in possesso di sfera, si lamenta tutta la panchina rosso-blu, poi in una qualche maniera la sfera è riconquistata da Borregan per i suoi, per Vega che la mette al centro per Di Qui Giovanni, ma c'è la difesa di Chicco Rossi che poi costringe il giovanotto all'angolo, ne esce, finisce a terra e c'è il fallo di squadra fischiato a Torner. Sale dunque a 5 il Forte dei Marmi, a quota 4 il Valdagno. Di Qui Giovanni, su di lui c'è Chicco Rossi, poi Vega in possesso di pallina, cerca un compagno, poi fa tutto da sé al punto che Galbas va a portargli via sfera e a rimpostare l'azione per il rosso-blu. Deve uscire dalla zona buia, se ne va Galbas, arriva fino nei pressi del portiere, intanto fuori Torner e dentro i Pignazar, ci prova Galbas dietro porta, sfera smanacciata in una qualche maniera, la riconquista Rossi per i suoi. Avevano fatto un pasticcio i giocatori del Valdagno, perché Vega era franato addosso a Bovo che era caduto a terra, erano caduti a terra entrambi e Galbas non è riuscito a trovare lo specchio della porta nel momento in cui entrambi i giocatori erano a terra. Intanto finisce ancora a terra in area Compagno, l'arbitro dice che si deve rialzare e in fretta. Di Pignazar per Compagno, al centro per Chicco Rossi, ma si chiude le maglie difensive del Valdagno che può impostare l'azione d'attacco. Di Qui Giovanni, sfera per Compagno, cerca di intercettarla, niente da fare, ancora Di Qui Giovanni, su di lui si porta i Pignazar, lotta fra i due, alla meglio Cisco,
la pallina è per Galbas, che poi però gli viene toccata, perde dunque il tempo, poi se la va a riprendere Galbas, lavorato da Giuliano Giuliani. Giuliano Giuliani, il blocco di Vega, Giuliano Giuliani in avanti, poi cerca di piazzarla, niente da fare, la sfera è per Compagno che la serve ai Pignazar, possibilità di andare avanti per Cisco, per ancora la sfera che rimane lì dopo il tiro di Rossi, ma niente da fare, adesso ci prova Borregan, c'era la corrente di Qui Giovanni che non è stato servito, forse era posizionato meglio. Intanto ho chiesto un time out dalla panca rosso-blu, ancora la conclusione smorzata, la riprende i Pignazar per i suoi a 4:10, rimposta l'azione d'attacco. Compagno dall'altra parte per Galbas, per Chicco Rossi, Rossi per Compagno, attaccato, resiste, mantiene il possesso. Compagno dietro porta per Chicco Rossi, cercano di incrociare i due, la sfera è per i Pignazar, ancora lui per Rossi, ancora sfera all'indietro per Galbas, il missile di Galbas è però intercettato da Borregan che torna in avanti. Borregan per Giuliano Giuliani, ancora Borregan, è il pezzo più pregiato sicuramente Giuliani, ma è anche quello più sfruttato, insomma pochi secondi di riposo per lui. Intanto torna in pista Ambrosio, esce Chicco Rossi, la sfera è per i Pignazar, ovviamente Bertolucci deve controllare le forze per quanto riguarda il gol. L'accoppiata Compagno, Ambrosio morde lo squalo e sono 2-0. Lo rivediamo dietro porta, un classico. Poff, tiro di prima, e Ambrosio, quando viene chiamato il time out, raddoppia in bello stile. Dicevo, Giulio, il Forte dei Marmi, oltre a dover gestire le forze che sono rimaste dopo la 3 giorni, c'è anche il discorso che adesso sabato, mercoledì, sabato, perciò insomma praticamente in 7 giorni 4 partite, perciò insomma tutto da fare, e questo gol arriva a puntino per cercare di tranquillizzare un po' la situazione. L'importanza di avere la rosa lunga è anche quella, perché effettivamente con i ritmi dell'hockey di oggi pensare di affrontare i campionati come una volta con 5 titolari soltanto, anche non per i massimi obiettivi, sarebbe veramente molto molto complicato. Forte dei Marmi che ha segnato una bella rete, un po', ecco, questa sera Ambrosio è riuscito a trovare quella continuità di realizzazione che in altre circostanze, per esempio con il Giovinazzo, non c'era stata, nonostante che fosse un tema tattico ricorrente quello del passaggio o da dietro porta o da uno degli angoli per lui da finalizzare. È una delle sue specialità, che un po' negli ultimi anni aveva utilizzato meno per il modulo che applicava al Forte dei Marmi, perché nello scorso anno ad esempio Ambrosio arrivava più spesso, ma effettivamente questa capacità di sfruttare le palline in area è sempre stato uno dei suoi punti di forza. Quindi un doppio vantaggio che il Forte dei Marmi deve cercare di portare all'intervallo senza consentire agli ospiti di accorciare, e poi eventualmente gestire poi nella seconda parte della gara, ma comunque non è assolutamente deciso niente, perché il Valdagno ha fatto vedere in più circostanze che ogni qualvolta viene lasciato un po' troppo libero va a creare dei grossi grattacapi per Gnata. Intanto le formazioni in pista: Forte dei Marmi con Galbas, Compagno, Ambrosio e Pignazar. Dall'altra parte torna in pista Motaran a dare un po' di spessore alla fase difensiva, insieme a lui Giuliani, Di Qui Giovanni e Vega. Dunque Borregan al riposo, la sfera è per Ambrosio dietro la porta, aspetta il piazzamento, serve all'indietro lontanissimo Compagno, l'accelerazione di Compagno, poi Compagno tenta l'alza e schiaccia entrando da sinistra,
non gli riesce, ma veramente è già la seconda volta che trova il varco. Adesso per Ambrosio, Cisco lo imbecca e lo squalo morde. 3-0. Eccolo qua, lo rivediamo, il Pinazzar che smista la Imbeccata perfetta. Questa volta c'era tutto il corridoio libero e Ambrosio questi gol non li sbaglia, ne ha fatti 2 molto più difficili di questo. Si trattava di trovare il punto giusto della porta, niente da fare per Bovo, ma non ha colpa. Qui la difesa un pochino si è allargata, ma del resto non è che si può gettare la croce addosso al Valdagno, perché il Fortename ha infinite soluzioni offensive, questa è una di quelle. Dunque in un minuto il Fortename passa dall'1-0 al 3-0 grazie a 2 reti di Ambrosio, che fino a questo momento è in serata di grazia, veramente. Ancora Ambrosio in possesso di sfera per Galbas quando manca un primo e 30. Il Pinazzar attaccato per Compagno con Bagno, 4-0. Qui strameritato, perché Compagno sta facendo un lavoro enorme non solo in questa partita, è un gol meritatissimo. Io non è certamente una novità che ho una grande stima per questo giocatore, ma se chi lo vede giocare basta vedere come gestisce la racchetta o la stecca, se così si vuol dire, e si capisce che tipo di giocatore è, e quindi meritatissima questa rete su azione personale. Senza ombra di dubbio. Intanto Galbas soffia sfera, poi la lottano ma la meglio il Valdagno, sfera al centro per Vega che poi la spara fuori dal rettangolo. Gioco che questa era un'azione decisamente pericolosa. Il Pinazzar chiama e soia la calma, Ambrosio fa vedere il cronometro, una discrepanza di una decina di secondi fra azione di gioco e tempo effettivo, con i Pinazzar dietro porta per Galbas. Dietro porta Galbas, aspetta il piazzamento, ne esce, 18 secondi alla fine. Compagno per Ambrosio che va a costringere il portiere al tocco fuori, c'è la punizione, il tempo azzerato, dunque Fortename che può serenamente andare all'ultimo tiro. Ultimo tiro che arriva adesso con Bovo impegnato, 4 secondi, attenzione che da lì Davide Motaran ci ha regalato anche gioie, non questa sera ai tifosi del Valdagno. Si chiude il primo tempo sul risultato di 4-0, 5-4, e anche se può sembrare folle, insomma, al 3.53 Ambrosio, dobbiamo aspettare di arrivare al 22esimo, fra il 22esimo e il 23esimo, 4-0. La pratica ovviamente non è in ghiaccio, perché sappiamo che nell'hockey su pista in 25 minuti può succedere tutto e il contrario. Però, insomma, di tutto al fresco sì, diciamo che comunque è messa sulla strada giusta. Ma Giulio, sì, a questo punto è chiaro che ne parleremo nel secondo tempo. Il Fortename deve gestire, perché 4 reti di vantaggio nell'hockey vanno gestite, però ecco, è chiaro che si è visto nel momento in cui, in questo finale di tempo, si è visto veramente l'enorme potenziale del Forte dei Marmi, con la capacità di arrivare in rete da vicino, dal limite e con azione personale. Veramente un gran repertorio che in questo momento è stato portato avanti da Ambrosio con una tripletta da Compagno, ma che molti altri giocatori, e questa è l'ultima rete con Compagno. Quindi un primo tempo un po' sofferto all'inizio per il Forte dei Marmi, perché non ha sfruttato la superiorità numerica, ma poi nel finale si è rifatto con gli interessi. A tra poco. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, Jonathan Ardini per le riprese e la parte tecnica, l'amico Polacci, Simone Polacci per la regia. Vi do l'ultima notizia che è appena arrivata: il Game Innovation Sarzana sta vincendo quando mancano poco più di 2 minuti alla fine del primo tempo per 1-0, gol di Olmos sul Bassano in terra vicentina. Dunque, da parte di Fabrizio Ercolini, noi ci risentiamo per la ripresa.
Inverside l'oche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside l'oche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inverside l'oche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Bene, siete di nuovo collegati con il Palasport di Forte dei Marmi. Per il secondo tempo le squadre sono già in pista. Accanto a me c'è come sempre Fabrizio Ercolini. Si sta per iniziare questo secondo tempo con il Forte dei Marmi che conduce per 4-0, triplete di Ambrosio, singolo di Compagno, una rete iniziale e 3 reti nei minuti finali, e a Fabrizio Ercolini il compito di raccontare i quintetti con cui le due squadre affrontano la ripresa. Riccardo Gnata in porta e Bovo dall'altra parte sono al momento insostituibili. Forte dei Marmi con Torner Galbas, Cinquini e Chicco Rossi. Tanto il pressing di Motaran che è in coppia con Emanuel Garzia, Borregan e Giuliano Giuliani. Un contropiede non finalizzato ottimamente da Emanuel Garzia. La sfera è per Chicco Rossi, dietro porta per Torner, si allarga, cerca e trova Galbas, si allarga Galbas e poi ancora per Torner in linea orizzontale. Galbas, Cinquini. Forte dei Marmi, Giulio, che nonostante il 4-0 va a pressare laggiù proprio sul... Ma anche perché secondo me, cioè, l'idea di hockey che ha Alessandro Bertolucci non contempla la gestione, diciamo così, no? Cioè le sue squadre hanno nell'intensità il loro punto di forza e ovviamente anche le caratteristiche dei giocatori. Cioè se si costruisce una squadra con giocatori che sono portati al pressing continuo, è chiaro che poi dopo, e questa è la cosa che sanno far meglio e che quindi gli conviene. Attenzione però a Giuliani che costringe alla respinta con il pattino Gnata. Bella azione di Giuliani che è veramente un ottimo elemento, ma ripeto non lo scopriamo certamente ora. E il Forte dei Marmi comunque deve stare attento, perché è chiaro che col 4-0 non si attacca a testa bassa, si attacca perché questo è nel DNA della squadra, ma si deve cercare anche di far scoprire gli avversari per coprirli e intanto una conclusione di Rossi per colpirli in contropiede. E già la seconda volta che c'è un blocco a metà pista. Nel primo tempo addirittura è stato fischiato un fallo contro Torner. Secondo me sono blocchi ai danni dei giocatori rossoblu. Comunque intanto 23-04 alla fine, 4-0 così come si era chiuso il primo tempo. 5 falli rossoblu, a quota 4 il Valdagno come si era chiuso il primo tempo, con Giuliani che cerca di trovare la percussione solitaria. Poi la sfera è per Motaran, attaccato da Galbas, lottano i due, mantiene sfera Motaran, la serve a Giuliani che ha uno spunto incredibile. Poi c'è il fallo su Motaran da parte di Galbas, chiede all'arbitro il cartellino che mi pare di aver capito, secondo le indicazioni, insomma, a meno che non c'hai una motosega in mano difficilmente vedremo cartellini, ma non questa sera. Mi pare insomma che ci sia stato, dopo, a differenza degli anni passati, insomma, probabilmente qualche direttiva di usarne un po' meno. Sì, ma poi questo non mi sembrava un fallo da blu, No, sicuramente no, ma poi insomma, cioè, diciamo che in questa partita per ora di falli potenzialmente da blu non se ne è visti, poi magari arriveranno dopo, ma per quello che vale, no, i nostri commenti accademici. No, ma poi l'importante è che gli arbitri abbiano una linea e che quella mantengano. Poi insomma, per quanto mi riguarda, possono fare quel che vogliono. Tanto la sfera è per Motaran che però sbaglia il passaggio, dunque la recupera Chicco Rossi, la serve a Galbas che se ne va ancora per Tornelli. Il blocco era proprio fatto, insomma, da due spalle robuste come quelle di Cinquini. Cinquini supera un avversario per Torner, per Chicco Rossi che però la gira indietro per Galbas. Sono molto attenti sul tiro da fuori, raddoppiano immediatamente. Poi la sfera in profondità per Galbas che la fa correre per Rossi che esce dalla zona pericolosa. Ancora Torner, Rossi, bisogna andare alla conclusione, lo fa in questo momento Rossi, ma la sfera è recuperata da Motaran per i suoi. 21-54, si mantiene il risultato di 4-0. Intanto la pallina è per una sfera lunga perché erano arrivati al limite dei 10 secondi, cercato di servire Giuliano Giuliani, non gli è riuscito. Adesso Motaran si impone col fisico su Rossi,
fa partire un filtrante che è preda di Borregan, poi in qualche maniera il Forteami torna a possesso di sfera, al centro per Rossi e rimane sotto la schiena del portiere Bovo e dunque si riprenderà con l'ingaggio, ma una gran bella triangolazione in area di rigore è quello che deve fare la formazione rossoblu. Infatti una bella azione proprio, cioè il vantaggio deve essere gestito da parte del Forteani proprio in questo modo, cioè di andare a costruire delle palle gol nitide e cercare di sfruttarle per poi allungare ulteriormente. Intanto è Giuliano Giuliani che ci prova da solo, su di lui è Cinquini, metro di giudizio uguale, Cinquini poi incrocia, va alla conclusione, colpisce Bovo che poi il signor Nucifero ferma il gioco perché è rimasta a terra Garzia, se non vado errato. No, non è Garzia. Borregan dovrebbe Borregan, è Borregan, sì. Nello scontro precedente l'ho riconosciuto da tatuaggi sulla gamba, Vabbè, insomma, il numero non si vedeva bene. Ognuno ha il proprio modo per fortunatamente nulla di grave, riprende il suo posto, non c'è neanche bisogno dei sanitari, solo di asciugare la pista. Entra l'addetto, intanto vediamo se c'è il replay e niente, quando riusciamo a vedere l'immagine ormai è già successo il tutto. Del resto l'azione verrà proseguita, gli arbitri non hanno fischiato niente. No, infatti non ci sono falli di squadra, si riprende con una rimessa dal fondo, diciamo, per il Valdagno. Sì, Valdagno che era in possesso di sfera, l'arbitro l'aveva fermato per consentire. Intanto vediamo il signor Lucifero che fischia, vediamo qual è la decisione. È una punizione semplicissima in favore del Forte dei Marmi. Chiesta la distanza, ottenuta, Torneri in possesso di pallina, l'incrocio, sfera in profondità per Rossi che la gira all'indietro per Cinquini, Cinquini ancora per Torner dietro porta. Cerca di farsi vedere Cinquini, sporcata la sfera, ancora per Galbas, percussione di Galbas, da questi a Torner, Torner per Cinquini ancora, missile di Cinquini, Bovo che riesce a intercettare ancora, la sfera è per Cinquini, da questi a Chicco Rossi, nello stretto Rossi, cambia dall'altra parte, Torner cerchio di centropista, si allarga, c'ha la possibilità del tiro che però passa al lato. Ma è ancora la formazione rosso-blu che in questi primi 5 minuti credo abbia tenuto per almeno 4 minuti di sfera. Sì. Ma infatti questo è il punto di forza della squadra di Bertolucci, no? Tentativo di Galbas, è un filtrante per Torner che però non riesce a sfruttare, dunque Manuel Garzia porta avanti sfera per i suoi. Borregan con l'aiuto della sponda per Garzia, a caccia della pallina i giocatori rosso-blu. Giuliano Giuliani, Borregan, Motaran attaccato, sfera all'indietro, Borregan tanto ci prova ma c'è Cinquini che fa buona guardia, se ne va Elia, la serve a Galbas per Torner poi per Chicco Rossi che insomma da attaccante quando vede la porta non ci pensa un attimo, ma Giuliano Giuliani riconquista sfera dopo la parata del portiere, rimposta l'azione d'attacco per la formazione di Luca Chiarello. Il tiro, la parata, importante il tiro, altrettanto la parata da parte di Giuliani e adesso sotto misura ci prova Cinquini, niente da fare, Bovo si accartoccia sulla sfera e dunque il cambio dentro Gil, fuori Chicco Rossi. Dentro con il numero 6 Crocco, a fargli spazio è Borregan, la pallina intanto è recuperata dal Valdagno, si lotta Galbas e Motaran alla sponda, sfumano i 10 secondi, c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi, ha dato frutti il tentativo di bloccarli. Sfera per Gil,
Gil dietro porta per Galbas che si libera, poi però ha la difficoltà di trovare il compagno per lo scarico. Adesso Gil, l'incrocio per Torner, ma il raddoppio subito di Motaran, poi la sfera torna a Torner dopo il tocco di Cinquini, ancora Cinquini che cerca il dribbling, niente da fare, e adesso Crocco ci prova, la sfera rimane lì, la riprende Cinquini, la serve a Gil, la incrocia per Torner, la dà a Galbas, fuori Cinquini, dentro Ambrosio, Galbas fra due avversari, dietro porta per Torner, intanto è rientrato Ambrosio, autore di una tripletta. Galbas cerca di liberarsi Ambrosio, controllato da Giuliano Giuliani, anche con la mano, spintonato a terra. L'arbitro dice che si prosegue per la norma del vantaggio. Adesso andava segnalato il fallo di squadra. Quello che abbiamo visto fare dagli arbitri stranieri per l'Euroliga, cioè mi rendo conto che te sei in vantaggio e puoi tenere sfera, ma tanto il fallo di squadra te lo segnalo. Gil dietro porta, anche perché per stasera, Torner il tiro, la sfera che rimane lì. Anche perché stasera Ambrosio è difficile fermarlo con i mezzi normali. Intanto ci prova Torner sotto gamba e c'è ancora l'ingaggio, grande Bovo a fermare l'incursione di Torner che si è trovato una sfera recuperata da Ambrosio, era troppo addosso al portiere, dunque ha cercato il giochino sotto gamba, fuori Torner, dentro i Pignazar. Non stanno più di 4-5 minuti in pista i giocatori rossoblù. Rossoblù che adesso sono in pista con Galbas, Pignazar, Gil Ambrosio. Dall'altra parte Di Qui Giovanni, Borregan, Crocco e Motaran. 17-10 alla fine, 4-0 il risultato. 6 falli rossoblù, a quota 5 il Valdagno. Battuta alla meglio il Forte dei Marmi dopo il tocco del giovane Crocco. La sfera è per Gil che si ferma, aspetta il piazzamento, poi con un dribbling riesce a servire all'indietro i Pignazar. Bertolucci fa segno di girare la palla, giusto così. Tanto è Ambrosio per i Pignazar, ancora per Ambrosio. Ambrosio la mette all'indietro per Gil che finta il tiro, si allarga, trova la mattonella, poi l'accelerazione di Gil, sfera all'indietro, ancora il tentativo di Galbas, la pallina rimane lì, sfumano i 45, proprio al momento in cui era andata a riconquistarli c'è stato prima il fischio dell'arbitro, dunque pallina persa dal Valdagno, un tentativo infiltrante per Di Qui Giovanni praticamente impossibile da raggiungere. Siamo già dall'altra parte con Ambrosio che si libera dei due avversari, va alla conclusione e fa la barba al palo lontano. Sfera dietro porta, ma rimbalzo ancora per Gil in area di rigore, poi però Motaran gli impedisce di girarsi. Galbas ancora per Gil, ancora per Gil, Galbas nello stretto, sfera per Gil, il tentativo passa al lato, ci prova a spalla alla porta Ambrosio, niente da fare, Di Qui Giovanni alla meglio in velocità, arriva fino dietro porta, prima di servire Borregan, ma grande i Pignazar, soffia sfera, la rilancia ancora i Pignazar, Bovo, super miracolo di Bovo, Gil finta il tiro, ancora succede un po' di tutto al limite dell'area, ancora un'occasionissima, sfera all'indietro, Galbas per Gil, finta il tiro, lo serve ai Pignazar, grande occasione però, sì, veramente sì. grande azione. Peccato perché Pignazar meritava la rete anche per i recuperi difensivi, ne ha fatti 2 solo in questo secondo tempo straordinari, con una semplicità che sembrava fosse solo e invece c'aveva l'avversario addosso. Comunque un Forte dei Marmi che al momento sta giocando veramente sul velluto e sta facendo vedere grandi cose. Tanto ci prova Gil, siamo al limite dei secondi, la sfera poi l'istinto è quello di mordere
La stecca era altissima, non sarebbe mai stato gol, però intanto ci prova il Valdagno, la sfera è per Di Qui Giovanni. Borregan tenta un improbabile alza e schiaccia piuttosto defilato, poi Galbas alla meglio su Di Qui Giovanni. Torna in pista Emanuel Garzia per Gil, il missile di Gil fa la barba alla traversa, poi la sfera si ferma sul retro della porta, c'è il time out. 14:04 alla fine, 4-0 per i rossoblu, tripletta di Ambrosio e gol di Compagno nel primo tempo. 6 falli per la formazione del centro Porsche, a quota 5 il Valdagno. Dunque un Forte dei Marmi che al momento appare padrone della pista. E se mi consenti, Giulio, quando nel Valdagno esce Giuliano Giuliani, sì. il calo è vistoso. Sì, ma è un giocatore veramente... Il nostro Riccardo Gnata e il loro Giovanni, se non vado errato, Bovo, e questo è quanto. Intanto una notiziuola è da quel della terra vicentina. Ruiz Facundo Ortizza raddoppiato per il Sarzana che adesso, dopo la fine del secondo tempo, è in vantaggio per 2-0. Sfera recuperata, Borregan, l'accelerazione, sfera al centro, ma c'è ancora un Ipignazar monumentale. Gil per Ambrosio che va vicino al poker personale, ma bravo il portiere Bovo. Sfera per Galbas che poi la gira per Ipignazar, ancora per Galbas, per Gil, dietro porta Ambrosio, si fa vedere Gil, fraseggiano i due, all'indietro la recupera subito Ipignazar per il Forte dei Marmi, la serve a Gil, percussione di Gil, poi la mette al centro, l'uscita del portiere, rimane di sfera, ci prova ancora a mettere la sfera sulla stecca di Ambrosio e il pedrito, ma non gli riesce. Dunque il Forte dei Marmi che torna a manovrare, ma intanto c'è il cambio, dentro Compagno e fuori Galbas. È entrato adesso Compagno, la prima sgroppata, fascia destra, filtrante per Ambrosio all'indietro per Gil, per Compagno ancora. E tanto per difendere le 4 reti di vantaggio ci sono in pista Ambrosio, Gil e Compagno. Sì, in effetti. Attenzione che la sfera è però recuperata, ma solo momentaneamente. Compagno che impegna in maniera severissima il portiere Bovo. Adesso Borregan per i suoi, da questi a Garzia, Crocco, ancora sfera in profondità, la recupera Compagno, la rilancia per Gil, Gil ancora, finta al tiro, serve Ipignazar per Gil, Compagno, poi Borregan ci mette la stecca. Dunque Manuel Garzia spezza la trama offensiva rossoblu, rilancia l'azione, Garzia in fascia destra, il filtrante è per Crocco, ma c'è l'anticipo netto. Attenzione a Gil per Ambrosio, capisce tutto questa volta Bovo, e allora Ipignazar fra due avversari a manovrare la sfera per i suoi e a rimpostare l'azione. Mai all'indietro questo Forte dei Marmi. I tempi in difesa di Ipignazar sono straordinari, ha una capacità di arrivare a anticipare l'avversario incredibile. È caratteristica importante, voluto uomo di fiducia di Bertolucci. Compagno dietro porta per Ambrosio, per Compagno che ci prova subito, ma la sfera schizza lontana e dunque il Valdagno ci può provare, ma arriva Ambrosio, gli porta via sfera per Compagno che cerca il passaggio di prima attenzione per lo stesso Ambrosio che non riesce, ma ancora il Forte dei Marmi. Intanto c'è il time out chiesto dalla panca rosso-blu, si lotta nell'angolo, ne esce Borregan, poi cerca di far tutto da solo, era libero sul palo lontano il numero 7 Di Qui Giovanni, non è stato servito dal Compagno che probabilmente
pensava di poter ingannare in questa occasione il portiere, niente da fare. Ancora Garzia, poi finisce a terra Crocco e c'è il fallo numero 7 a carico del rossoblu quando viene chiamato il time out. 2 cambi dentro Torner e Chicco Rossi, insieme a loro Gil e compagno, dall'altra parte dentro Vega, dentro Giuliani e poi rimangono Motaran e Garzia. 4-0 il risultato, 7 falli rossoblu a quota 5 il Valdagno. Giulio è insomma al momento anche davanti, adesso vediamo con l'ingresso di Giuliani se riuscirà a creare qualche pensiero in più, ma insomma grandi cose questo Valdagno, ha accusato veramente quelle 3 reti in poco più di un minuto. Sì, ma del resto poi insomma di fronte a una squadra che le reti se le ha conquistate e le sta gestendo benissimo, neanche difendendo, gestendo proprio, no? E fra l'altro lo si vede da alcune azioni quanto diciamo il Fortenabbia abbia facilità, no, di gioco. Lo si è visto prima, Gil per esempio in 2 occasioni nettissime poteva tirare, ha preferito proprio per far girare palla, servire i giocatori, i compagni per sviluppare la manovra, no? Cioè, questo vuol dire intelligenza tattica, cioè sul 4-0 non c'è necessità di andare al tiro a tutti i costi, c'è invece la capacità di gestire la pallina, di far passare tempo. E ora nei minuti alla fine ne mancano 10 e 10, il Fortemarmi conduce sempre con il punteggio maturato nel primo tempo di 4-0. 10-10 alla fine, 4-0 il risultato. Motaran, Garzia, Giuliani e Vega in pista, compagno Rossi, Torner e Gil. Passaggio per Giuliani, la percussione la mette là e questa volta i tempi giusti sono quelli di Riccardo Gnata. Torner, poi finisce a terra Motaran, vale l'8º fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che commette fallo in fase d'attacco quando mancano 9:48. Dunque punizione in favore del Valdagno. Intanto si è scesi ad una cifra per quanto riguarda il tempo rimanente in pista. Palla all'indietro, non arriva a liberare in tempo Emanuel Garzia. C'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. Compagno per Chicco Rossi, Rossi ancora all'indietro per Torner, Rossi, ancora Rossi per Torner, dietro porta per Gil, l'incrocio Rossi-Gil, all'indietro Compagno, la percussione, il missile di Compagno, la smanacciata del portiere. Sfera che prima tocca la rete di protezione del soffitto, poi finisce fuori dal rettangolo di gioco, dunque si riprenderà con l'ingaggio a centropista. Gil e Giuliani. Battuta la sfera per Compagno, Rossi, Compagno ancora, la domestica, è impressionante la stecca di Compagno che sembra comparire dal nulla. Rossi poi agganciato e messo giù e c'è il cartellino blu per Emanuel Garzia. Ineccepibile. Non c'è molto da aggiungere, cioè, stava andando in porta, è stato preso e sdraiato. Dunque blu a Garzia, lo rivediamo, la punizione di prima affidata a Compagno quando sono passati 16 minuti della ripresa. Vediamo che Bovo va a stringere le gacci della sua attrezzatura. Compagno contro Bovo, vediamo quello che se farà Accademia. Compagno porta sfera, l'alza e schiaccia, non riesce ad ingannare però l'avversario. Adesso il Forte dei Marmi ha questi 2 minuti di superiorità che vanno sfruttati, ci va vicino Torner, attenzione,
Giuliani fa fuori tutti, poi incrocia Vega e gli toglie il tempo per il tiro. Motaran per Vega, la sfera è per Giuliani, mantiene il possesso, cerca un varco, si arrabbia Bertolucci, raddoppio su di lui, ma è ancora Giuliani per Vega che va alla conclusione. Gil arrabbiatissimo Bertolucci perché in inferiorità numerica ovviamente è mal sopportabile, insomma, vedere la sfera all'avversario. Torner per Compagno, ma sporcata da Motaran. Ancora Torner per Gil, Torner ancora, Gil, Torner, Gil ancora, Torner, bisogna un po' velocizzare, lo fa adesso Compagno, poi rimbalzo maligno, Fortemarmi costretto a cedere sfera, c'è il fallo, l'urlo di Motaran che viene ripreso, ha segnato il 9º fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, ripreso Motaran. Il 2 era stato Compagno a commettere il fallo. Bertolucci arrabbiatissimo perché in effetti dopo un inizio di secondo tempo in cui il Forte ha gestito benissimo, ecco, questa superiorità non l'ha gestita fino ad ora molto bene la squadra di Bertolucci. No, anche perché su 2 minuti, credo che un minuto via, sul minuto e mezzo passato credo che un minuto l'abbia tenuta il Valdagno la sfera. Ci prova adesso Gil per Compagno, per Torner, per Chicco Rossi, per Torner ancora. Il missile di Torner, la parata, riconquistata la sfera da Giuliani che se ne può andare a 9 secondi dalla fine dell'inferiorità, probabilmente cercherà di tenerla dietro la porta, si intromette Torner ma sfuma l'inferiorità numerica con Giuliani in possesso di pallina e va alla conclusione. Il gomito di Riccardo Gnata la spara fuori dal rettangolo di gioco, 6:51. Il tiro di prima di Compagno parato da Bobo, la superiorità numerica vanificata grazie alla buona difesa del Valdagno. Torner per Gil, Gil ancora, incrocia per Torner che ci prova di prima attenzione, la ferma Motaran, ancora Gil, l'accelerazione, 6:24, Torner si ferma, serve Gil per Chicco Rossi che ci prova, la sfera rimane lì, Compagno la soffia all'avversario all'indietro, ancora Torner alla conclusione, la parata del portiere ma la sfera è riconquistata da Giuliano Giuliani per i suoi che rimposta l'azione d'attacco. Ancora Giuliani, fascia destra, cerca di entrare, c'è il 10º fallo a carico del rossoblu. Dunque 5:53 alla fine. Decimo fallo affidato a Giuliani ovviamente. Dunque 2 specialisti, il giovane argentino Giuliano Giuliani contro il portiere della nazionale Riccardo Motaran. Giuliani cerca il gioco di prestigio che non riesce, la sfera è per Vega, dunque vanificata anche questo tiro diretto. Adesso la conclusione per la spizzata di Vega, la sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco, si lamenta Vega ma la pallina l'arbitro decide di assegnarla al Forte dei Marmi, in pista con Compagno, Ambrosio, Chicco Rossi e Pignazar. Ancora per Chicco Rossi, per Ambrosio che la domestica, Ambrosio ancora per Pignazar, per Rossi che cerca di far girare sfera per Ambrosio,
lo scontro con Giuliano Giuliani. La sfera è però per Vega, che va a manovrarla sul numero 4, se non vado errato è l'amico Marco Tomba, esatto. Dunque Domenico, vedi che l'abbiamo trovato in pista. Dunque Forte dei Marmi che manovra con Compagno per il tentativo di Chicco Rossi alto. Ancora sfera all'indietro di Pignazar per Compagno, esce dalla zona buia, la serve a Ambrosio, ancora per Rossi, spintonata la balaustra. Il fallo da parte di Motaran è il sesto fallo quando mancano 4:14. E adesso Bovo che la spara fuori dal rettangolo di gioco, la sfera è recuperata, si riprenderà con la punizione in favore del Forte dei Marmi. Al vertice passa la destra di Bovo. Giulio, 4 minuti e 11 con il 4-0. Forte dei Marmi, non dico che si deve rilassare, ma insomma si può iniziare a ragionare. Certo, no, ma infatti diciamo che il Forte dei Marmi ha giocato almeno 10-12 minuti del secondo tempo, i primi, attenzione adesso ci prova l'azione proprio il giovane Tomba, Giulio. Sì, proprio lui ha parato Ognata. Intanto c'è un tiro che mi pare Bovo abbia deviato contro la traversa, riparte ancora il Valdagno, un po' saltati gli schemi in questo momento, ci pensa Pinazzà che in difesa non fa regali a nessuno e non si distrae mai. Dicevo che sì, è chiaro, insomma, diciamo che il momento migliore il Forte dei Marmi l'ha avuto fino al tiro diretto che non ha sfruttato. Ecco, fino a quel momento lì ha giocato veramente molto bene, non ha gestito bene la superiorità numerica, ma comunque il vantaggio era significativo, lo è tuttora, e poi ora ha consentito un pochino più di occasioni rispetto ai primi minuti alla squadra del Valdagno, però mi paiono rischi abbastanza calcolati visto che mancano 3 minuti alla fine e il Forte dei Marmi continua a condurre con quel 4-0 maturato nel primo tempo. Intanto è Pignazar per Ambrosio per Rossi, si ferma, aspetta il piazzamento, la cede lì per Compagno che poi cerca di piazzarla ma la alza sopra la traversa e c'è il time out a 2 minuti e 50 sul risultato di 4-0. Bertolucci ha deciso di parlare con i suoi ragazzi e questo la dice lunga su quello che è insomma l'attenzione del mister durante le gare. Intanto girandola di cambi, dentro Galbas, dentro Cinquini, insieme a loro c'è Compagno e Ambrosio, dall'altra parte Giuliani, Tomba, Vega e Motaran, al netto ovviamente dei due portieri. Un ottimo Bovo che si è trovato davanti l'impossibile, nonostante questo ha parato tantissimo, e dall'altra parte ovviamente il nostro Riccardo Ognata. Al momento incollato sul 4-0 quando mancano 2:50 alla fine. Il risultato è cambiato in quel di Bassano, sul tiro diretto qui è riuscito a passare il Bassano, 2-1 Sarzana, ma ancora 10 minuti e oltre da giocare. Dunque probabilmente gara molto più spezzettata di quella dei rossoblù. Tanto insomma succede un po' di tutto lì nell'area di rigore. Vega ne esce, attaccato da Ambrosio all'angolo, e c'è il fallo perché Vega schiaccia la sfera alla sponda e dunque non è più giocabile, la punizione in favore del rossoblù. Galbas ancora, se ne va, supera Giuliano Giuliani, arriva fino dietro porta, 2:20. La sfera è per il tentativo di Compagno, da questi a Cinquini per Compagno,
Galbas ancora Ambrosio per Compagno, finisce a terra, non c'è fallo, riparte Giuliani per i suoi, per Tomba che va alla conclusione, e poi sulla ribattuta c'è il gol del Valdagno. Dunque lo rivediamo, tentativo di Tomba, arriva Giuliani di prima intenzione e fa la rete del Valdagno. Dunque 4-1 il risultato quando mancano un primo e 48. Giulio. Sì, bella parata di Ignata, e Giuliani è stato il primo ad arrivare sulla pallina e merita la rete per quello che ha fatto in questa partita, perché è stato sicuramente uno dei migliori dei suoi. Intanto Vega recupera la nuova sfera, la serve a Motaran, al centro per Vega che va vicino alla seconda rete. Adesso è Galbas che commette lo stesso fallo che poco prima aveva commesso Vega, schiacciando sfera alla balaustra. Dunque Valdagno che finisce in avanti, Vega e Giuliani, chiesta la distanza, battuta in questo momento, Vega, ancora lui, sfera all'indietro, Tomba non arriva a liberare la propria metà pista, dunque fallo dei 5 secondi, già battuta la sfera, Compagno, il passaggio sporcato, Giuliani, Compagno su di lui, Giuliani si rifugia nell'angolo, cerca un compagno da servire, ma c'è Cinquini che fa buona guardia, poi troppo veloce anche per Galbas la sfera di Ambrosio, che comunque ne torna in possesso. 48 secondi con Cinquini che la serve a Galbas, da questi a Cinquini alla balaustra, riesce a servire Galbas, adesso si lotta, Vega ne esce, serve Giuliani che vola in fascia sinistra, ancora Giuliani, 26 secondi, cerca il passaggio al centro e ci pensa Riccardo Agnata a questa incursione del numero 66. 18 secondi alla fine, 4-1 il risultato. Giulio, le ultime parole di questo match, perché credo che insomma poco ci sia da spendere ancora. Sì, infatti 14 ore 13 secondi, 4-1, dicevo, ha giocato molto bene la prima parte del secondo tempo, poi nella seconda, ormai a relativamente pochi minuti, finisce in questo momento sul 4-1 per il Forte Marmi. Ha un pochino mollato, diciamo, a livello di concentrazione, ma il risultato parla da solo, anche se Alessandro Bertolucci si è arrabbiato e ha fatto bene, perché in certi momenti comunque una grande squadra non si deve mai deconcentrare, però mi pare che sia veramente un peccato veniale. Il Forte Marmi ha vinto con pieno merito, ha costruito tantissime occasioni, ha gestito anche bene per buona parte della ripresa. Non si può chiedere molto di più a una squadra che era reduce da 3 partite di Champions League in 3 giorni. Grazie, alla prossima occasione. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, lo lascio al suo pezzo per La Nazione, redazione sportiva della Versilia, che potete leggere e trovare domani in edicola. E grazie all'amico Jonathan Ardini, grazie a Simone Polacci, re della regia e dei bottoni, e soprattutto un grazie alla tripletta di Ambrosa, il gol di Compagno, che poi è stato accorciato il risultato da Giuliani, un gran bel giocatore, godiamocelo finché ce l'abbiamo, perché poi questo mi dà l'idea che presto viaggerà come hanno fatto tanti campioni per altri lidi europei. Dunque da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, un saluto a tutti voi, noi ci risentiamo alla prossima, olè!